Buonasera a tutti ragazzi, quindi allerta meteo in Campania. Diciamo che arriva la neve, quindi gelo a quote basse e diciamo che allerta fino a domenica, quindi la neve potrà colpire tranquillamente, diciamo, tutta la Campania. Quindi dicono nessuno si faccia ingannare da sole perché potrà fare la neve ovunque, quindi a Napoli, a Salerno, oppure più dentro, più fuori. In effetti non sanno neanche loro, comunque dicono che dalla mezzanotte di stasera e fino a domenica, ragazzi, ci sarà questa allerta meteo, in effetti in Campania. Quindi si prevedono precipitazioni nevose già a 300 metri di altezza, diciamo in Campania perlomeno. Quindi nel bollettino meteo si segnalano anche venti forti domani, mare agitato e gelate. Quindi l'allerta per il momento è solo verde in Campania. Però la protezione civile raccomanda sempre a tutti di prendere le misure atte a prevenire e contrastare questo gelo che arriverà. Quindi non dicono proprio che succederà chissà chi, però è meglio stare già prevenuti. Quindi sicuramente le temperature già in coronata scenderanno di molto. Quindi per dirlo, ciao Jasmine, quindi diciamo per dirlo anche diciamo la protezione civile. È segno che domani, a partire già dalla mezzanotte di stasera, in Campania ci sta questa allerta meteo per neve, quindi gelo, diciamo gelo a quote basse e allerta fino a domenica. Quindi saranno 2 giorni, come avevo già detto negli altri video, che saranno all'insegna del maltempo, quindi non maltempo in senso di pioggia, ma sì, sì, anche sulla Puglia, sì, sì, in effetti è tutto il centro-sud. Quindi sì, grazie, sì, pure a Caserta, Napoli, Avellino, sì, dalla mezzanotte di stasera, diciamo un po', già hanno fatto il bollettino ufficiale sulla Campania, quindi sulla Puglia, diciamo tutti i paesi del centro-sud, quindi dall'Abruzzo a scendere fino in Sicilia, anche un po' la Sicilia verrà colpita da domani sera, un po' diciamo Palermo, secondo me il Vesuvio, l'Etna sarà ricoperto di neve, come pure il Vesuvio domani sarà lo stesso, credo che già domani il Vesuvio avrà la sua neve, quindi diciamo che ci sono rischio nevicate e gelate, quindi la protezione si ricorda di limitare i disagi per l'abbassamento termico, quindi dice di fare massima attenzione, di prevenire con l'accensione di stufe, quindi diciamo di non rimanere fuori all'aperto per troppo tempo, tutte queste cose così, quindi secondo me da stanotte davvero farà molto freddo, quindi io aspetto che farà neve. Ciao Lupus, così faccio la diretta. Sì, in Corona hanno detto sul Gargano sicuro, sì, ma anche in pianura e sulle coste hanno detto, quindi secondo me la previsione, quello che ho fatto oggi, forse un po' azzeccata ci era, perché hanno detto si spingerà fin sulle coste, dai 50 ai 200 metri, sull'altro video che ho fatto. Sì, Pierluca ci potrà essere anche a bassa quota. Sì, parlavano di 50 metri a 200 metri, minimo 50, dai 50 metri di altezza dal livello del mare, diciamo, quindi anche Caserta, che ne so, Napoli, Salerno, diciamo le parti più interne potrà avvenire, diciamo, la neve. Certo, non sulla lungomare, di certo no, però internamente un po' più su, sì, quindi che ne so, a Caserta pure dove sta Grazia sicuramente, Avellino dove sta l'altra nostra amica, sicura Elena, sicuramente la farà sicura ad Avellino, lì fa freddo proprio ad Avellino, fa sempre la neve, quindi sicuramente domani da Elena ci sarà la neve, non dico al 100%, ma al 90% sì perché Avellino è internamente a noi nella Campania, quindi lo potrà fare tranquillamente come lo farà in Basilicata a Potenza, Campobasso, in effetti sono zone interne del sud Italia dove lì la neve la fa sempre, quindi la fa nei momenti normali, figuriamoci adesso che ci sta proprio l'allerta meteo, che sta arrivando questa qui.
No, da me è difficile, guarda, deve essere proprio... Sì, sì, anche Benevento, sì, sì. Ho visto Pierluca, anche Benevento la potrà fare, quindi puoi stare certo che Fossi trova trovi la sorpresa a Benevento, sì. Io stamattina l'avevo detto a Benevento, Campobasso, Ariano Irpino, Avellino, queste località qua l'avevo detto già stamattina, quindi tranquillamente sì. Sì, io devo fare, ciao, lo sa, devo fare il video della neve, ma purtroppo mi sa che non ci riuscirò perché qua a Salerno io abito vicino al mare, è proprio difficile proprio. Qua, se fa la neve qua ragazzi la farà in tutto il sud Italia, pensate un po', se da me fa la neve domani e dopodomani, allora significa che tutto il centro e tutto il sud ha fatto la neve, perché io mi affaccio, non dico sul mare, ma poco ci manca, quindi in Italia lo vedo. Quindi se da me farà la neve è per forza così. Da Grazia a Caserta sicuramente la farà, Avellino la farà, sono convintissimo. Non ti piace la neve, Grazia? Io già facevo video. No, io la vedere per fare il video, la verità, perché è difficile fare un video con la neve. Un solo video fatto pubblicato con la neve, me l'ha mandato Alessandro, se vi ricordate, che lui sta a nord, se no, buonanotte. Oppure devo andare ad Avellino domani, e poi come mi ritiro? Quella è l'ultima volta che ha fatto la neve ad Avellino, i ragazzi facevamo la feta a Salerno, non sono potuti scendere a Salerno, pensate un po', quando fa la neve lì si blocca Avellino, quindi non riescono a camminare per arrivare neanche a Salerno. E lui, poi speriamo che fa la... Io pure ho detto, ma... Sì, pure io, tengo ancora le foto di neve a Salerno. Io se fa la neve, pure alle 2 stanotte faccio la diretta, non fa niente che sto da solo, la faccio solo io la diretta. Sì, grazie per Luca. Comunque stanotte se uno ha detto, ma Giuseppe, ma la live la fai? Ho detto pure alle 3 del mattino, se fa la neve faccio la live diretta, pure se sto da solo, non mi importa, la vedete domani mattina poi. Quindi che ora è? Diciamo che io a mezzanotte sto bello sveglio per vedere la situazione come sta. Speriamo. Se la fa da me, grazie, da te lo farà sicuramente, quindi non ci sarà neanche bisogno che ti avvisi, tanto se la fa qua, la fa a Caserta, ci sarà il doppio minimo. No, Carla, è difficile che qua, diciamo, si rimanga a terra. Qui è capitato che si è fatto la neve, però non si quaglia, come diciamo in napoletano, cioè non si fa. Sì, vabbè, mi mandi un po' di neve in coronaia, me la mandi qua, mettila in un cartone di polistirolo e me la mandi, invece della foto. Sì, dicono anche a Napoli, quindi anche a Napoli la può fare tranquillamente, quindi sia Napoli che Salerno, quindi può darsi che domani mattina faremo la sorpresa della live con la neve, nulla è detto, però la vedo un po' strana. Bravo, 2 giorni, 24, 25 e 26, stavamo a mezze maniche qua a momenti, proprio cose da pazzi. Ti immagini se domani ci sta la neve? Mamma mia, è un casino proprio. Se domani ci sta la neve è ridicolo, guardate, a parte che dicono che la farà comunque, quindi a parte tutti i meteo italiani, ma poi pure adesso ho fatto questo video proprio perché sono andato sul giornale di Salerno e proprio sta allerta meteo a Napoli e a Salerno proprio, quindi sì, in corona io stavo a mezze mani, quindi io 24, 25, 26 da mia mamma, io ho mandato su WhatsApp come si chiama, ad Avvocatella, mio fratello Enzo, nel video stavo a mezze mani che gli ho mandato, che mio fratello, io, mio fratello e mia cognata abbiamo bevuto, quindi ci siamo quasi persi. E quindi ci siamo messi a fare il karaoke. E in effetti nel video si vede che mio fratello sta a mezze maniche, quindi ha visto che stavamo e non avevamo i termosifoni accesi, eh. Quindi permettiamo che 24, 25 e 26 niente termosifoni. Si stava bene, faceva caldo, quindi stavamo a mezze maniche a mangiare a tavola, quindi senza termosifoni accesi. Quindi perciò è strano, passiamo dalla mezza manica ai cappotti. Che ancora il cappotto vero e proprio qua ancora non l'abbiamo messo. Abbiamo messo il giubbino, questo sì, ma non, brava, ma non proprio il piumino, sai, quello là pesante.
abbiamo messo massimo fino adesso il giubbino, quello tipo da vento, quindi non ancora il giubbotto bello, il piumino, diciamo. Bravo, fai buone Piere. Buonasera, Ketana. Neve, vabbè, ma la neve a Benevento ci può stare, Pierluca. Quindi a Benevento è fattibile, è fatta a Benevento, la può fare tranquillamente dove stai tu. A Salerno io sto proprio se mi affaccio vedo la lungomare, capì? Troppo difficile da me, e davvero se la fa da me l'avrà fatta ovunque quasi, quindi davvero se la fa qua da me ragazzi è segno che l'ha fatta ovunque, quindi Puglia, poi Abruzzo, Molise, l'avrà fatta per forza, quindi eppure la Sicilia, secondo me l'Etna e il Vesuvio, i due vulcani saranno ricoperti di neve. Sì, sì, abbiamo fatto 3 giorni proprio, no 3 giorni, due, 24 e 25, e 26 ci siamo tenuti leggeri. Da Avocatella sicuramente, sì, sì, là sta proprio a nord, nord, nord. Sì, se la fa da me, da te sarà un mare di neve, ma quella è la cosa che voglio dire io, che... no, io il 24 sono andato col maglioncino leggero, il giubbino a vento, poi arrivato a casa di mamma sono rimasto a mezze maniche. No, perciò... E tu stai in collina a 100 a me, e allora voglio che la fa da te, per lui. Comunque, ragazzi, vi auguro buona serata a tutti. Quindi, se a sorpresa vedete una diretta e vedete scritto neve, allora sono io, ragazzi. Quindi, pure alle 2, alle 3, alle 4, alle 5 del mattino, se vedete una notifica neve in arrivo, perciò dico, tu stai in alto, quindi la farà sicuramente. Quindi, se vedete scritto neve, sono io. È un po' difficile. Ma purtroppo pure io l'ho vista che da al nord, però io la voglio vedere qua a Salerno, è lo Sfizio, capisci? Vederla qua è diversa. Quando vado al nord in Piemonte l'ho vista proprio a quintali proprio. Poi sono stato, penso, in Finlandia e ne ho visto proprio a zeffe, in Germania, in Norvegia, ne ho visto proprio a bizzeffe di neve, però io la voglio vedere qua in Italia. Sono stato in Polonia, in Romania, ne ho visto quintali e quintali di neve. Però se la vedo qua è un'altra cosa. Quindi vederla qua a Salerno, sì, sì, se la fa a Salerno faccio un pupazzino. No, in Guaranà. Ah, grazie, proprio non ci piace proprio a me. Allora, ma grazie, tu sei più, diciamo che bravo. Vabbè, grazie, se fa la neve da me, da te ci sarà tanta, tanta neve. Domani, in esempio, io ho visto il meteo Salerno poco fa. No, il mare di neve, grazie, non il mare. Non il mare che pensi tu, il mare di neve. Ho detto, se fa la neve da me, da te ci sarà il mare di neve. Cioè ce ne sarà molta. Non un mare che capite tu. E non ti preoccupare, la salute, la neve, sì, lupus. Se capita, ma ripeto, è raro, quindi... Invece la signora incoronata è il contrario tuo, e odia il mare e il caldo, quindi piace il freddo, vedi? Allora fai una cosa, incoronata, tu vai da Grazia e Grazia viene da te, quindi fate cambio, subito fai. A Grazia la mandi da te e tu vai da Grazia a Caserta, quindi a Caserta la maggior parte, diciamo tutto l'anno fa caldo. Quindi difficilmente, proprio gennaio, febbraio. Grazie, non parlare di scivolate che io ti dico che una sola volta ho fatto la neve qua a Salerno, ho fatto una scivolata esagerata proprio. Ho fatto proprio tipo Fantozzi.
Sai quando Fantozzi salta, scivola e si muove con i piedi e poi sbatte a terra diretto con la schiena? Così. Ho fatto una botta proprio esagerata proprio. No, dicono in Campania, però hanno detto anche sulle coste, quindi abbiamo detto può darsi che la fa anche a Salerno e Napoli, non sappiamo ancora perché hanno detto sì sulle coste, però è ancora da vedere, però se la farà sulle coste ho detto la farà ovunque, quindi sì sì ragazzi sono scivolato proprio pesantemente. Anche a me non piace la neve per questo motivo qua, perché si scivola troppo, partiamo da questo. Però la voglio fare per un video a finale, non è che mi piace avere la neve, eh. Sì, sì, Pierluca, sì, sì. E quanto adesso grosso sto cubetto di ghiaccio per riempire dove abito io qua? No, no. No, a Udine no, non la farai. È strano, ma al nord no. È strano, ragazzi, però il nord non lo porta. Sì, sì, Lupus, ti giuro, è una cosa allucinante proprio. Pensavo che ero quasi morto. Ho fatto il cervello proprio, sai come l'ho sentito? Proprio rimbombare. Secondo me, se non sono morto quel giorno, difficilmente morirò più. Ma una botta proprio esagerata, spalle, collo, proprio. Sì, sì, sì. Secondo me avrà fatto un tipo un terremoto quando sono caduto io, secondo me. Mamma mia, Carmen. Mi ricordo come se adesso fosse, mamma. È stato da me, mi sono alzato che la testa proprio girava. E tu, maronna mia, giretto. Sì, sì, con la testa lupus, ma ti giuro pensavo che dovevo andare in ospedale, mi sono messo paura. Ho tenuto la testa tutto il giorno. No, mi sono proprio schiacciato a terra, dice, in corona proprio schiacciato proprio. Sì, sì, proprio una botta esagerata. Attento qua, qua ci sta la lastra di ghiaccio, e qua così, qua così, qua così. A finale fatto una caduta esagerata. No, no, ci ho fatto proprio una botta, non un mamma, proprio una botta esagerata. Sì, pure io, pure che non ho visto la scena in diretta da parte mia, già me la immagino pure io, penso un poco. Non sapevo se dovevo ridere o piangere, quindi penso un poco. A terra ridevo e piangevo. Stesso io, da solo. Ma è una botta esagerata, mai fatto una cosa così. Pensavo, sai, quelle scene dei film di Fantozzi quando fa quelle cadute eccezionali, sa? Così, come nei film, solo che era vero però. Proprio una botta, proprio mamma, e chi se la scorda più? Finché non muore, finché non muore, non mai scorda. Sì, no, no, ma la neve mi piace da un lato, però è brutta da una parte. Vabbè ragazzi, buonanotte a tutti, quindi rimane si fa neve, state accorti, a non scivolare perché sennò domani se fa la neve io non scendo da qua, non mi muovo, quindi faccio solo video da balcone, non mi muovo proprio da casa. No, ma io quando, guarda, io avevo un paio di scarpe che ho perso che non mi ricordo più dove stavano. C'avevano i chiodini quelli per non scivolare sul ghiaccio. Le ho perse, ancora che non si trovano qua. Le ho comprate in Finlandia, Lupus. Erano proprio bellissime. Sul ghiaccio stanno i punteruoli sotto. Non si scivolava. Le ho perse in qualche casa della Finlandia e non le ho trovate più. Ma una santa, qui in Italia non le vendono. Brava. Vabbè ragazzi, buonanotte a tutti e quindi se stanotte vedete una notifica, neve in arrivo so io ragazzi, quindi buonanotte a tutti, bravo, ci hanno attrezzati. Ma guarda, io frase, quelle scarpe lì ho girato davvero dappertutto, Decathlon, da tutte le parti, non le ho trovate comunque. Bravo. Vabbè ragazzi, notte a tutti, ciao.